In una nota congiunta del commissario provinciale dei Fratelli d'Italia, Calogero Pisano, e del responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Giancarlo Granata, arriva un forte no sulla tensostruttura per migranti installata a Porto Empedocle. Fratelli d'Italia è contro la tensostruttura per migranti. Non siamo il campo di profughi d'Italia, affermano i due leader del partito della Meloni. Continuano incessanti gli sbarchi di migranti a Lampedusa, gli arrivi sono così numerosi che si prevede che nel 2022 giungeranno sulle nostre coste un numero di extracomunitari superiore ai 60.000 arrivati lo scorso anno in Italia. Ad affermarlo sono sia il commissario provinciale Calogero Pisano che il responsabile del Dipartimento Immigrazione Giancarlo Granata, che affermano come qualche giorno addietro è stata attivata nella zona portuale di Porto Empedocle una nuova tensostruttura che sarà utilizzata per le operazioni di transito e l'identificazione dei migranti, una installazione provvisoria nelle more che ne venga costruita una più grande e permanente nella zona del caos, ovvero in un'area non lontana dalla casa natia di Luigi Pirandello, in estate da tanti agrigentini che probabilmente la frequentano e saranno costretti ad andare al mare altrove. Ancora una volta, affermano i leader di Fratelli d'Italia, il governo italiano, così determinato a imporre misure restrittive nei confronti degli italiani durante la pandemia, mostra la propria debolezza e la propria incapacità nella gestione del flusso migratorio a scapito di un territorio, quello agrigentino, che dopo anni di crisi economica conseguente alla pandemia Covid-19, anziché vedere arrivare turisti e navi da crociera, vede arrivare, grazie alle politiche migratorie di questa maggioranza di governo, migliaia di nuovi clandestini illegali. Fratelli d'Italia nei prossimi giorni, concludono Calogero Pisano e Giancarlo Granata, adotteranno le opportune forme di protesta contro la furia immigrazionista di un governo che continua a considerare la provincia di Agrigento il campo profughi d'Europa.